Cominciare dopo 11 anni e dopo 0, rinascite diverse ma con storia, una nuova avventura. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, Aspra Gorgonia Delia, promozione siciliana. Presupposti di iniziare una grande stagione ci sono stati, vedremo un po' che cosa combinerà in questo girone B di promozione. Vitrano prova a calciare sull'esterno della rete. C'è anche una spinta provocatoria, si continua a giocare con Paolo D'Amico, cross in profondità, secondo palo, Palazzo, il vantaggio dell'Aspra, gran gol di testa di Palazzo, il vantaggio con l'1-0 D'Angelo. Si va sempre sull'esterno con il cross sul secondo palo, Albeggiano, il colpo in porta, il gol del Bomber, 22esimo, il raddoppio dell'Aspra. C'è anche la dedica speciale. Alzata di Vitrano verso Immesi che scavalca Di Leo, ancora Immesi, c'è il movimento di Vitrano, evita la scivolata, calcia Vitrano, il gol da parte di Antonino Vitrano, secondo consecutivo, 3-0 dell'Aspra. Va di Salvo, parte la sua battuta, cercava direttamente il primo palo, questa volta un'altra proposta, attenzione al colpo di testa provato e c'è il gol della Gorgonia Delia, il gol arrivato con Greco che accorcia le distanze, 3-1, la squadra di Cordaro e Viva approfitta di questo momento positivo, parte di Salvo da fuori, calcia di Salvo oltre la traversa. Tanto da fuori Albeggiano a sfiorare un gran gol, però c'è calcio d'angolo. La pressione di Condello, ancora Immesi trova il varco, Vitrano, scambiano tantissimi due, ancora Immesi, esce Sendini del tiro di Immesi sul palo e poi il tocco in porta di Albeggiano. Da bomber vero c'è il 4-1 dell'Aspra, c'è la doppietta dell'ex Ganci e c'è un'altra dedica da parte dell'attaccante Santa Guida, alzata verso l'area di rigore, pallone levato via, ancora Immesi, vediamo se ci vuole riprovare, invece no, Vitrano se la sistema, piazzato Sendin, all'improvviso si è ritrovato questo pallone davanti a sé e l'ha respinto. Avanza Santa Guida, personalità, inserimento, corsa, prova a metterla dentro, riceve Pulci, tocco avversario, arriva dalle retrovie, Giovanni D'Amico cade a terra, calcio di rigore per l'Aspra. Giovanni D'Amico, pallone dentro, c'è il 5-1 dell'Aspra. Vuole andare dentro, vuole trovare Genova, sponda di testa. Praticamente un colpo verso la porta, Ferrara era tranquillamente lì. Ferrara. Attenzione alla corsa di Giovanni D'Amico, pallone perfetto praticamente, attenzione al cross in mezzo, anche Vitrano, colpo di testa, facile facile, a battere Sendin per il 6-1 dell'Aspra. Occhio all'attacco di Giglio, Sendin fuori. Ma c'è anche il triplice fischio da parte dell'arbitro, 6-1 dell'Aspra sulla Gorgonia Delia.